Il pellegrinaggio si è concluso fisicamente ieri sera intorno alle ore 20, ma continuerà per molto tempo nel cuore e nella mente dei ragazzi che hanno trascorso 3 giorni indimenticabili. A colpirli sono stati soprattutto le testimonianze ascoltate negli incontri serali con Federica Ancona, della comunità Nuovi Orizzonti, e con Arturo Mariani, calciatore della Nazionale Amputati, che hanno raccontato le proprie esperienze di vita e di fede. Le cose che ci hanno detto di professare la fede, di affidarci a Gesù, alla Madonna, tutte queste cose che magari diamo un po' per scontate alla nostra età, dobbiamo cercare di metterle in pratica invece quando siamo fuori. Sì, mi è rimasto impresso la parola di Arturo che ha detto che niente è impossibile, è stata molto commovente la sua storia, però alla fine ci ha commosso e abbiamo preso spunto da lui. Il momento clou del pellegrinaggio è stata l'udienza papale, in piazza San Pietro, vissuto ancora più intensamente da 4 ragazzi estratti a sorte che hanno potuto incontrare il Papa da vicino. Ma a me è piaciuta la parte in cui l'abbiamo incontrato perché non è una persona che si sente sopra tutti, ma è proprio come se fosse un ragazzo, uno di noi, quindi ci ha stretto la mano, ci ha parlato normalmente, è stato molto bello. È stata un'emozione davvero unica, soprattutto quando ci ha stretto la mano e davvero è un'emozione unica. Grande soddisfazione espressa anche dal vescovo di Chiavari, Monsignor Alberto Tanasini, che ha accompagnato i ragazzi nel loro cammino. Sono contento che anche quest'anno sono stati 3 giorni belli e ricchi. Belli, mi sembra anche di avere la conferma dei ragazzi che so che hanno detto che hanno avuto 3 giorni che hanno vissuto volentieri. Li ringrazio di essere venuti perché questi giorni sono belli perché ci sono loro.